Ancora una volta la Valsugana, ancora un lutto, ancora una volta una strada bloccata per ore. Il dolore si somma ai danni per le mattinate perse, per l'economia locale, per il trasferimento di merci e di persone. Dire l'ennesima mattinata da incubo non è retorica, perché qui il termine ennesima è di per sé una notizia. Quindi la settimana nera ennesima della statale 47 inizia alle 7 di lunedì mattina, quando i mezzi di soccorso devono partire in sirena per uno scontro frontale a Merlo, una località di San Nazario. Qui si erano appena scontrati frontalmente un utilitario con un mezzo pesante, impatto violento che non ha lasciato alcuna possibilità ad una signora di 46 anni residente a Borso del Grappa. Era fine del suo turno di notte. Non è difficile pensare che questo abbia influito sulla dinamica dell'incidente, circostanza che verrà naturalmente verificata solo dalle indagini. Dramma nel dramma, l'autotrasportatore con cui si è scontrata era un vicino di casa. Operazioni di soccorso che sono andate avanti per ore da parte di SUEM, vigili del fuoco, così come i necessari rilievi da parte della polizia stradale. Tutto bloccato, con la polizia locale a cercare di arginare i gravi problemi di viabilità. Ancora una volta, sul banco degli imputati non può che esserci la grande acclarata pericolosità della Valsugana, che ha avuto in queste settimane l'evento simbolo nel gigantesco incidente di gennaio dovuto alla strada ghiacciata, incidente per cui sono stati disposti accertamenti tecnici e anche giudiziari che dovranno stabilire se l'incidente fu solo un capriccio del destino. Si muove qualcosa a proposito di sicurezza della Valsugana o siamo a bocce ferme? Si muove qualcosa dal punto di vista formale, nel senso che sono stati assegnati questi 8 milioni di euro ad ANAS per la progettazione e l'ammodernamento di questo tratto. Dire che si muove qualcosa è quasi offensivo per la nostra popolazione, per l'incolumità pubblica, perché la risoluzione di questo problema si protrae da 40 anni, quindi la gente, gli amministratori, io credo che tutti noi siamo stanchi di aspettare, anche perché c'è la spada di Damocle del completamento della pedemontana che apporterà maggior traffico in una situazione in cui ci sono dei centri abitati che stanno diventando un vero e proprio cimitero. L'arteria è pericolosa già di per sé stessa, perché magari stretta, perché magari trafficatissima, e ci aggiungiamo comportamenti scorretti da parte degli automobilisti e da parte di traffico pesante, chiaramente il pericolo si aggiunge al pericolo.